Era una vita tranquilla, voglio dire, entre mia zia, mia nonna, i miei parenti, i zia, tutto il mondo si trovavamo sempre in paese. Quando eravamo un poco più vecchi andavamo a Gumignone, a Escia. La relazione che abbiamo anche i nostri vecchi, che non esiste più ora. Le cose si sono talmente passate presto, in furia, che non c'è mica stato, non abbiamo mica potuto trasmettere noi alla nostra gioventù, i miei violini, so che i vecchi ci avevano dato. Capisci? Un senso di onestà, di parola, il rispetto degli altri. Adesso con regretto mica è di aver conosciuto questi momenti che avevamo sparto. Abbiamo sempre sostenuto Gorzo, parlavamo Gorzo, il problema non era mica di lì, non si posava mica la questione di lì come senta dire, bon, a parlare in francese perché tutto il mondo capisce. Noi parlavamo Gorzo, anche come mi siamo, non mica come se abbiamo potuto parlare un'altra lingua che il Gorzo, la questione non si poneva mica. Eravamo gozzi, parlavamo gozzi, eravamo fieri di essere gozzi e facevamo sapere. Allora, da rispondere in una maniera franca, un bel non bella bene per pareggiare ragioni che bene. E lo stinto gozzo, perché per quanto i muri, persa la lingua, perso il popolo, no, perso lo stinto gorzo. Quando tu perdi lo stinto, che tu non hai più l'uso gorzo, quello è peggio, perché la lingua, alla limite, si può imparare, ma lo stinto gorzo, l'uso, questo è un altro affare. Questo se tu perdi quello, tanto perdi assai. Voilà. La bene un po' bene che dalla gioventù, che la si piglia in mano in conto, ma non sento mica di essere fiero di essere gozo. È che la gioventù è fiera di essere gozo. Non so mica, non penso mica.